70. Nome. Roberta. Jacopo. Anni. 22 e mezzo. 28, compiuti da poco. Da quanto sei partito? Da settembre. Fine settembre, 24, 26. 8 mesi sono. Sì. Che lavoro facevi in Sardegna? L'ultimo, rappresentante. Ho fatto un po' di tutto, cameriere, operaio, qualcosa in ufficio, ma soprattutto operaio. Che lavoro fai in Trentino? Cameriera. Operaio. Come ti trovi? A lavoro? Ma pro e contro. Diciamo nel complesso abbastanza male, ma per l'azienda più che altro. Che contratto di lavoro hai? Mi scade adesso a giugno, fine giugno. Scadenza ogni 2 mesi o ogni mese con l'agenzia, da 8 mesi da quando sono entrato. Stai riuscendo a integrarti con gli abitanti del luogo? Per il tempo che ho a disposizione, sì, abbastanza. Integrarmi abbastanza bene, anche se loro tendono a non farti integrare, parlano sempre solo il loro dialetto, eccetera. Differenze lavorative? Qui hai decisamente più opportunità e più orizzonti, diciamo, hai proprio più scelta. Sono anche meglio organizzati. Differenze tra stili di vita? Oddio, qui sei pensionato già a 23 anni Sì, esatto. Non conoscono la vita, diciamo. giù in Sardegna alle 10 stai uscendo e chissà quando Esatto. rientri. Qua Oltre alle al 10 lavoro, stai andando a letto perché... oltre al lavoro hai qualcosa per svagare. Qua Sì. una volta che Ma torni a anche casa... La differenza non hai- tanta è che giù anche uscivi anche tutti i giorni, ma anche giusto per vedersi, andare a bere qualcosa, niente di eccezionale. Qua Casa, lavoro, solo il lavoro, fine casa. settimana, se va bene. Da cosa riconoscono che non sei trentino? Cazzo, non tu uscivo. L'accento. Sì, l'accento, i modi di fare anche secondo me. Cosa ti manca della Sardegna? Tutto. Mare, amici, famiglia, anche le strade del mio paese con i buchi. Con i buchi, sì, diciamo di sì. Pensi un giorno di tornare in Sardegna? Sempre. Si spera, se Sì. qualcuno riesce a cambiare qualcosa, prima o poi si spera. Saluta a casa. Ciao! Ciao a tutti!